41 animali in pessime condizioni, cavalli, puledri e asini che sono stati in qualche modo salvati dai carabinieri forestali del nucleo CITES di Venezia, il settore che si occupa della tutela degli animali. Un'operazione organizzata con l'aiuto dei carabinieri di Chioggia, dell'OIPA di Venezia, un'organizzazione che si cura degli animali, e del supporto specialistico dell'ULSS 3 veterinaria. Una settimana fa c'era stato un primo sopralluogo in un'azienda agricola locale. In quell'occasione erano stati trovati all'interno dell'area aziendale 41 equidi, cavalli adulti, puledri ed asini, molti dei quali in evidente stato di malnutrizione, altri con problematiche veterinarie anche pesanti, ma tutti stabilizzati in un ambiente non idoneo a garantirne il benessere e quindi in palese difformità rispetto a quanto prescrivono le linee guida ministeriali. L'allevamento era anche in pessime condizioni generali, con rifiuti di varia natura abbandonati o depositati in modo incontrollato, ma non è tutto, perché ad una più profonda analisi del luogo, grazie anche al fatto che nell'area c'era un persistente e tremendo odore percepibile anche da una considerevole distanza, gli operatori hanno potuto constatare che nella stessa area dove venivano allevati gli animali si trovavano anche i resti di carcasse in avanzato stato di decomposizione o putrefazione di ben 5 animali abbandonati e depositati senza alcun rispetto delle normative igienico-sanitarie. A questo punto i carabinieri hanno proceduto al sequestro preventivo di tutta l'azienda, un'area di circa 16.000 metri quadri, mentre gli animali, non potendo essere trasferiti, sono stati presi in cura dai veterinari dell'ULSS.